E ben trovati amici da Paola 4 su Studio 90 Italia. Parliamo con un artista che abbiamo avuto modo di vedere un po' di anni fa anche al Festival di Sanremo, era il 2014, con un brano che a me in realtà piace tantissimo, Le cose belle, e con il quale adesso parleremo invece del suo nuovo singolo, dei suoi nuovi lavori. Sto parlando di Filippo Graziani, e che saluto. Buongiorno Filippo, ciao, benvenuto, ben trovato. Buongiorno. Ecco, sono molto contenta di chiacchierare un po' con te di questo tuo nuovo lavoro, questo tuo ritorno, questo singolo dal titolo Credi in me. Ecco, partirei subito con il sapere in cosa crede Filippo Graziani, tra l'altro figlio d'arte, ora parleremo un po' di tutto, eh? Guarda, io in maniera convenzionale non sono un credente, ecco, però ecco, credo nei rapporti umani tra le persone, questo sì, cioè credo che sia giusto nella società di oggi, soprattutto nella società nella quale viviamo e la trasformazione che sta vivendo la nostra società, di credere proprio nei rapporti umani, che penso sia fondamentale. Ecco, questo singolo tra l'altro che io ho ascoltato, molto molto bello, una canzone che parla un po' di speranza, dell'importanza anche del contatto umano nella nostra società, insomma, ecco, mi piacerebbe proprio sentir raccontato da Filippo Graziani di questo singolo. Ma questo singolo, guarda, scusa, è esattamente quello che hai appena descritto tu. Cioè è una canzone ovviamente poi che c'è sempre in mezzo la metafora dell'amore, insomma è sempre infilata dentro una storia, no? Io la racconto in quella maniera lì, però in realtà è proprio quello di cui si parla, cioè di tornare a credere negli altri così mettere in circolazione questo sentimento di fiducia, che poi sicuramente ci ritorna indietro e ci dà una mano a noi proprio nelle nostre cose della vita, no? Cioè, quindi essere insieme, proprio essere insieme ed essere, insomma, farci forza l'uno con l'altro. Fondamentale sicuramente. Senti, tu sei cresciuto in mezzo alla musica, tra tuo padre chiaramente, Ivan Graziani, tra tuo fratello che tra l'altro è pure batterista, e poi anche tu hai intrapreso questo grande viaggio. Ecco, a me piace parlare così di musica perché secondo me è proprio un viaggio. Cosa ricordi di tuo padre da questo punto di vista musicale? Ecco. Ma guarda, quando è mancato mio padre ero molto giovane, quindi diciamo che non ho potuto vivere il mio padre musicista magari come ha fatto mio fratello, che ci ha addirittura anche fatto una tournée. Quindi i ricordi che ho sono quelli di magari, ecco, gli studi di registrazione, quando aveva lo studio qua davanti a casa, quindi insomma si faceva avanti e indietro. Io ho sempre visto girare musicisti per casa, ho sempre respirato quell'aria, ecco, quello sicuramente. E qual è la canzone di tuo padre al quale sei più legato, che ti rappresenta di più? Ecco, questa canzone di Ivan Graziani potrei averla scritta anche io, ecco. Ma guarda, c'è una canzone che avrei voluto scrivere io che si chiama Sei così bella, che è uno dei miei pezzi preferiti di mio padre, che chi non la conosce invito ad andarla a sentire, perché è veramente una piccola chicca, una canzone d'amore che ha diciamo che ha una dialettica particolare, a me piace veramente tanto. E sicuramente l'ascolteremo, è una grande responsabilità essere figlio d'arte, però nello stesso tempo devo dire che Filippo tu sei veramente forte, e già da Sanremo io ho apprezzato moltissimo il tuo lavoro, anche adesso con Credi in me, e tra l'altro tra pochissimo uscirà anche il nuovo album. Sì, marzo faremo uscire il mio secondo album, è un disco, il secondo disco è sempre molto difficilotto per un artista, perché comunque, specie quando, insomma, il primo disco mi ha dato tante soddisfazioni, cioè a partire da Sanremo, il Tenco, insomma, sono successe tante belle cose, Premio Lunette, insomma, tante belle cose sono successe riguardo a quel disco, quindi è ovvio che c'è da parte mia un po' di emozione, un po' anche se vuoi di agitazione per proprio per farlo uscire, perché insomma è sempre deve essere una conferma di quello che si sta facendo. E cosa ci sarà all'interno di quest'album? Ma l'album in realtà non si sposterà molto da Credi in me, ecco, cioè la linea sonora, bene o male, che ho delineato con quel pezzo, rimarrà più o meno quella, sicuramente con
con delle sferzate in più di sintetizzatori, di batterie elettroniche, perché è molto impostato sugli anni 80 come disco, quindi anche come suoni. Che tra l'altro sono anche tornate di moda, queste sonorità sono bellissime e sono tornate, e questo mi fa molto molto piacere. C'è una cosa che mi ha incuriosito, sai Filippo cosa? Praticamente io so che tu hai vissuto per un periodo di tempo in America, a New York, e che da lì hai cominciato a scrivere in italiano i brani. Ecco, proprio perché proprio da lì? Perché comunque lì ho avuto un momento di, come si dice, ho avuto un momento di rinascita, no? Dal punto di vista dell'ispirazione, pardon. E quindi appena rientrato avevo questa, questa bellissima, ho fatto il pieno di esperienza, di sensazioni, di conoscere nuove persone, cose del genere, che mi ha portato ad aver voglia proprio di rimettermi a scrivere canzoni, ecco. Quindi meno male che c'è stato questo viaggio allora. Diciamo che anche il trip delle sonorità anni 80 è iniziato così, diciamo che nel primo disco già ci sono, lo stesso Le cose belle è un mio piccolo, insomma, tradisco magari le mie passioni da una parte per magari Bruce Springsteen, dall'altra anche dentro il disco ci sono molte sonorità che anche nel primo che riguardano gli anni 80, perché i sintetizzatori per esempio ho sempre deciso di utilizzare solo cose di quel periodo, neanche addirittura degli anni 70, proprio degli anni 80, quindi nel periodo proprio sintetico da quel punto di vista. E quindi nel secondo sicuramente c'è questa ancora forse più imponente questa mia cifra. Filippo, dovevi venire qui in Sicilia, tornerai spero presto, perché abbiamo veramente il piacere di ospitarti in studio. Intanto io ti ringrazio, ti auguro buone feste, buon Natale, spero davvero di ospitarti magari anche quando uscirà l'album qui dalle nostre parti. Grazie mille, davvero. Spero di venire presto in Sicilia, perché siamo capitati veramente troppo poco giù nei tour precedenti, quindi sicuramente quando uscirà il disco un paio di tappe siciliane assolutamente ci saranno. Allora guarda che ti credo, tu dici credi in me. Esatto, credi in me, perché verremo sicuramente. Grazie Filippo Graziani, buone feste, ti abbraccio, a prestissimo. Un abbraccio, ciao ciao.